Anna, prima abbiamo parlato del caffè come grande tradizione napoletana e so che tu hai da regalarci, da donarci un monologo sulla caffettiera napoletana, vero? Scritta da Giuseppe Cossentino, eh sì, fa proprio così. Eh sì, io songo la caffettiera napoletana, detta anche dai napoletani doc in lingua cucumella. Sono un tipo di caffettiera che prende il nome dalla mia città, Napola, a città rosola, romara e della beffarda maschera di Pullecenella. Grazie a me, Napoli vanta da secoli il primato della tradizione nella preparazione roccaffè. E in realtà non sono proprio nata ieri. E non sono proprio nata a Napoli. Il mio papà era francese, Maurice, eh sì. E sono un po' anche una cariatide, perché sono nata nel 1819. Hanno più, hanno meno. Infatti mi sparo le pose e mo posso pure permettere, sì, perché sono un po' francesina. Ricordo ancora che dalla metà del XX secolo nelle città si trovava solo il caffè crudo, ossia il caffè quello non tostato, quello a chicchi. E poi che cosa si faceva? Io oggi me la rido. Sapete perché? Perché il caffè attualmente da tostare difficilmente si trova. Ma anche allora. Ma se avevi un parente in America del Sud, riuscivi a recuperare qualche sacco di caffè crudo. Oggi però si potrebbe chiedere ad uno dei centri di torrefazione più vicini. E prima rira, e mo chiagne. E perché chiagna? Perché questi 4 stronzi hanno rovinato la mia storia. E sì, io ero la protagonista assoluta. Io ero l'oggetto del desiderio e di culto e sono stata ingiustamente sostituita dalla moca. Peggio di una facile sveltina. La moca può essere più veloce di me, ma io resto comunque un culto nella storia dei napoletani, del mondo e soprattutto nella commedia, quella di Edoardo De Filippo, restando così immortalata nel cuore dei napoletani. Sono eternamente viva e protagonista di una storia e di una miscela dal sapore erotico che non ha precedenti e né predecessori. E sì, io sono la caffettiera napoletana, sono uno dei pezzi del cuore del mio popolo, o popolo napolitano.